rubrica dell'agricoltore agricolo Jones. E benvenuti amici anche questa settimana, rubrica l'agricoltore agricolo vi trasmette direttamente da Telecittà, di cui abbiamo un omaggio anche dietro con i nostri ascoltatori che ballano contenti il liscio, che è la musica che noi preferiamo. Sento una voce fastidiosa. Ma cosa stai facendo? Dai, bea, pio. Ma cosa chiami? Ma non si chiama le donacce in diretta? Ma donacce, non c'è mai ferramenta. Mi servivi i rivetti. E te che dici pio di ferramenta? È una bella donna quella. Scusa, avevo pensato male, mi perdonami se... No, perché che non mi paghi anche, mi spendi i soldi alla bolletta dopo che ti teniamo anche in studio così come atto di Dai, che sono i mangiatori. Allora, salutiamo i nostri sponsor, sempre come sempre. Abbiamo Acquarinata, Bina, Giuseppe, Piscina Bossa, Piscina Fossa. Bevi una fossa. E abbiamo qui Italo che ha delle testimonianze. Com'è andata? Sì, belle che ti testimonio. Bene, lasciamo perdere, è meglio lasciare perdere queste testimonianze. E poi abbiamo lo sponsor ditta Temar. Conosci la Temar? Avevo una macchina compagna. Ancora avanti, tutte le settimane questa storia. Non è la macchina, è la ditta. E guarda, visto che tu non hai ancora capito, ti faccio vedere un'altra volta la somiglianza del titolare Mario. Guarda che bel bronzino. Sì, ciò. Sarà un chilo e mezzo. È un bell'uomo. Ciò. Anche io sarò un chilo e mezzo. Sì, di brocca. Ma non si sa. Chiederemo delucidazioni. Comunque, la fa un braccio. Passiamo subito al caso del giorno. Dai, tu chiami le sbudarate dopo Diciamo un'altra volta di ferramenta. Stai buono, la ferramenta non ha prefisso 899. Allora, scrive Ilario a Sant'Ambrosio: caro agricoltore agricolo, ho un problema. Ho buttato in aria sui pomodori per fare passare l'inverno a questi pomodori, ma adesso non riesco a concimare perché ho piantato in massa, diciamo, parente e piante e non riesco neanche a mi cucciando a andare a concimare quei mesorivo, Caro agricoltore agricolo, consigliami un metodo per concimare i pomodori anche sotto i naili. Soluzione già fatta. A te che subito soluzione. Ho avuto lo stesso problema anche a me una volta, sì. Bisogna che te vai al circo Orfei e ti fai ammaestrare le vacche in modo che a comando ti schiocchi le dita e si incoata per terra. Nel momento in cui sei incoata, bisogna che ti dai un bel caffè corretto prugna, che è sempre un bel vedere anche a paio vacche. Anche un bel gustare, dici. E ti riempisci una bella sigaretta, una 100 di quelle belle lunghe. E ti fa lo stesso effetto che ti fa al Murera la mattina che va a fare questione quacchina. Come che riempisse la sigaretta che parte il subuglio dei buei dell'intestino. Mi raccomando, prefatti su una bella gorna che va dalla vacca a fin sotto i naili. E la gorna, attento, mi ero scritto un appunto perché deve avere un bel scambiatore aria-gas. Sì. Perché sennò quando vai a attaccargli le cicche alle mucche, che fa effetto miccia, tu attacchi le cicche e scappi via, perché può darsi che hai un ritorno di gas. E detona. Dove io cata? Su Campanie, a tre baseghe molto facili che ti trovano, essendo lui da Sant'Ambrosio, può darsi che... sei anche in linea d'aria. Credo 3 chilometri volandoti di fe. Anche massa. Giusto. E dopo con questa gorna vedrai come si ingolferanno i naili. Saranno proprio bei pieni da scioccare, che proprio anche tutti i pomodori verranno avvolti da questa sostanza. Sì o no? Dopo poi anche ogni tanto là con una cioppa di pane fate un cicchetto. Quello magari dopo dipende dai gusti. Anche sempre un bel mangiare. Sì, anche per i vicini vedere dei bei naili. E ti fai anche un bel fiato. Sì, meglio ancora che neanche mangiasse una valda. No. Bene, abbiamo risolto anche un altro caso anche questa settimana, ragazzi. Mi raccomando, tutti gli agricoli in ascolto, spediteci FASC, sono a FASC che noi risolviamo casi. Vai. Masa. E non sbaglia mai! Sempre con sta storia. Facciamo un brindisi. Evviva! Sempre con sto piso di... Rubrica dell'agricoltore agricolo John.